Esatto, è un provvedimento di ammonimento di un minore per atti di bullismo. Da novembre dello scorso anno abbiamo la possibilità di incidere anche sotto il profilo della prevenzione e nei confronti dei minori la prevenzione è la nostra arma indispensabile perché prevenzione significa rieducazione anche e quindi la possibilità di invitare nei nostri uffici il giovane, accompagnato ovviamente dai genitori, e ammonirlo a non tenere queste condotte nei confronti di coetanei. Ecco, io esorto tutte le famiglie, laddove ci siano problemi di ragazzini che subiscono atti di bullismo, ad entrare nei nostri uffici e fare questo esposto, diciamo, questa descrizione dei fatti che ci consente poi di arrivare ad emettere il provvedimento di ammonimento che è a distanza di parte. Quindi il genitore attento quando si accorge che il proprio figlio è vittima di atti di bullismo da parte di compagni di scuola e di coetanei, ecco, venga a parlarcene.